Ci vedi? Mi appoggio. Gianni sta passando. Non è Quella vera? Oh, non ci vedi? Ci vedi? Ci vedi? Sì. Adoramus te, Christe, te benedicimus tibi. La prima stazione. Gesù è condannato da Ponzio Pilato. Osserviamo, meditiamo soprattutto, preghiamo ancora di più. Perché tutto quello che sta iniziando ad avvenire rappresenta quello che realmente Gesù ha fatto per noi. Ecco l'uomo. Sei tu il re dei giudei? Cosa hai da dire in tua discolpa? Non rispondi nulla. Non vedi che ho il potere di rilasciarti o farti crocifiggere? Quale potere avresti non ti fosse dato da chi sta sopra di te? Per questo mi ha consegnato nelle tue mani il reo più gravemente di te. Sarà il popolo a decidere. Ecco il vostro re! Crocifiggilo! Ma che male ha fatto costui? A morte, crocifiggilo! Dovrei essere io, crocifiggere il vostro re! Noi non abbiamo altro re che Cesare. Io me ne lavo le mani del sangue di questo giusto. Avete contemplato l'alteria di questo povero Ponzio Pilato, crede di essere chissà che cosa, invece tutto scritto in alto, crede di decidere lui, e invece ha già deciso qualche altro, le sorti del Cristo Signore, perché tutto doveva avvenire per la nostra salvezza. Avete notato l'atteggiamento spavaldo di Ponzio Pilato? Avete notato? Così come crede di essere lui a decidere, e invece il Signore per la nostra vita. Sabrina, non mi fanno entrare.
Padre dei voi fate, Non posso fare io. Dai, non ci fanno si dispone adesso la fila e Vengo proseguiamo anch'io. con il percorso Vengo solito. anche io. Vengo anche io. Sì, poi già Si dispone sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Adoramus te, Christe, te benedicimus tibi. E la quarta stazione, dire dei cari, c'è molto da contemplare. Da contemplare. Noi sostiamo adesso in religioso silenzio un qualche momentino, poi ci verrà proposta una breve meditazione su questa stazione fondamentale della Via Crucis, dove al dolore del Cristo, il Figlio, si unisce il dolore della Madre, la Vergine Maria, ed è il dolore di tutta l'umanità, è il dolore dei nostri peccati. Sostiamo così un momentino di silenzio, di preghiera e di riflessione. Sia sempre vicino al tuo cuore e a quello della tua Madre Divina. Cosa in natte? Cosa in natte? Cosa in natte? È morto per respirare, ma sta respirando. Respira,
Cireneo, vero? E inoltre di prendere questo, calcare tutto questo peperoncino, avvicinare molto qui, avvicinarlo e pronunziare adagio. Prima mi lasci introdurre. Avete sbagliato, aspettate che io annunziassi la stazione. No, dovete stare attenti a queste cose. Dovete stare attenti, dovevo prima annunziare. Adoramos te, Christe, te benedicimus tibi. Una parentesi che faccio, perché qui non stiamo facendo altro che pregare e meditare. Questi nostri uomini, queste nostre ragazze, sono ragazzi, ragazze, uomini, donne di paesaggio. Non sono degli attori, sono persone del nostro popolo barriese. Una qualche imperfezione può anche avvenire, ma stanno facendo molto bene, molto bene. Adesso per esempio il Simon Cireneo è intervenuto perché l'hanno spintonato, perché l'hanno costretto. L'hanno fatto un po' troppo in fretta perché dovevo annunziare io la stazione e poi sentire il commento che viene fatto ugualmente da uno di noi, della nostra comunità. Queste piccole imperfezioni, quella di ora è proprio questa che sto dicendo, è la quinta stazione dove al posto di Gesù, vedetelo, Gesù, ecco, è lui, Simone di Cirene, costretto a prendere la croce, perché in realtà deve essere così, perché in realtà la croce non la deve prendere Gesù, la dobbiamo prendere noi per i nostri peccati. Cireneo lo sta facendo con costrizione, noi invece lo dovremmo fare un po' più volentieri. Signore, quella parte di croce che mi spetta, perché sono povero peccatore, so che me la prendo e tu dammi la forza di sostenerla e di capirne anche il significato. Forse perché non capisco vale di più. Gesù, percosso, picchiato in diverse maniere, incoronato di spine, era già caduto sotto il peso della croce e dava grandi segni di stanchezza. Allora gli ebrei, con finta compassione, vollero alleviargli la fatica e costringono un uomo che passava di lì, un certo Simone, detto il Cireneo, a portare la croce di Gesù, ma non per compassione vera e propria, ma perché Gesù veramente da solo non ce la faceva più a reggere il peso della croce per tutto il viaggio che doveva fare. Il Cireneo divenne così il personaggio che aiutò Gesù sulla via del Calvario, sulla via del dolore e della sofferenza. Ed io? Io sono chiamato ad essere il Cireneo nella via Crucis dolorosa di tutti gli uomini, quelli attorno a me e quelli lontani da me, in modo che tutti ritornino al Padre, perché Cristo è presente in ognuno di noi. Per questo devo fare il Cireneo per la salvezza di tutti, perché così mi procurerò la salvezza anch'io. Sono chiamata ad essere il Cireneo coi familiari, coi parenti, coi vicini, coi concittadini tutti, perché Dio è in me, in ognuno di noi, e vuole la nostra salvezza.
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore. Qualche passo indietro, compresi i contrapposti. Qui stiamo sbagliando. Siete un pochino in avanti, c'è tantissima gente dietro che non vede La pensata luce il cuore dell'Istituto. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Contempliamo prima in silenzio e poi ascoltiamo. Potessi anch'io asciugare il tuo volto insanguinato, o mio Gesù, asciugarlo con la mia bontà e ricevere il premio come la Veronica. Potessi avere il tuo volto impresso nel mio cuore. Santa Madre de voi fate, che vediate del Signore, sia il mio cuore. Radio, Padre nostro. Guarda dietro. Ave Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Adoramos te, Christe, te benedicimus tibi. Io per Santa Croce tua redestimus. Settima stazione, Gesù cade la seconda volta.
appoggia nella polvere della terra. Ci insegni che Dio è sempre vicino a noi e in mezzo a noi che siamo fatti di polvere e fango. Il tuo sangue macchia la terra perché il tuo sangue ha purificato la terra. Non c'è distacco tra Dio e l'uomo, anche se l'uomo ricade nel peccato. Ricordati, uomo, che polvere sei e polvere ritornerai. Ma se quella polvere saprà accettare quel sangue che l'ha bagnata, non sarà portata via dal vento e non sarà dispersa nelle tenebre. Si innalzerà, sì, ma verso Dio e andrà a ricoprire i suoi giardini. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel tuo cuore. È un po' più difficile proseguire ordinatamente questa pretesa, però volendo vinto e molto doloroso sembra la crucifissione della morte di nostro Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Dagli una mano anche a lui. Dai, che lo tiriamo. Aspetta che a me mi ha giurato spicciocco. So. E allora, hai siamo i vecchi. Magari dai. Altro che hai, Apunti, attenzione! Ah là, cadendo. I ragazzi già stanno arrivando, poverini. No, buono, ci vedi, scusa. Però c'è parere che non è. Scusa. No, è Carle. Le Verone. No, quando vesti. Fatti la ceretta! Che tu! Che faccia il culo! Tanto va a saltare. Puoi diventare un po'. Mettiamo così ma mi sa che siamo nelle vie di mezzo. Ma dai!
No, ma questo è il primo carro, Se ne sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Adoramus te, Christe, te benedicimus tibi. Ottava stazione. Gesù incontra le pie donne di Gerusalemme che piangono su di lui. Non tenete a bada ai bambini, Figlia di Gerusalemme, non piangete su di me, piangete piuttosto su voi stessi e su vostri figli, perché verranno dei giorni in cui si dirà: fortunate le stelle, fortunati i cieli che non hanno avuto bimbi, fortunati i petti che non hanno allattato. Si metteranno a dire le montagne: cadete su di noi, e le colline, copriteci, perché se trattano così le novelle, che sarà di noi? Se ti guardo, Gesù mio, così ridotto, mi viene voglia di piangere. Eppure tu dimentichi i tuoi dolori per consolare le donne. E io che mi lamento tanto quando ho qualche dispiacere. Insegnami, o Gesù, a non occuparmi troppo delle mie pene per consolare gli altri nei loro dolori. Compassionevole della donna. E a voi donne presenti io dedico una preghiera particolare per voi. Siete bambine, un futuro davanti a voi. Siete ragazze con i sogni della gioventù, con i desideri di una vita bella, di una realizzazione. Ci sono le donne impegnate nel lavoro, nella comunità, nella società, nella parrocchia, nella famiglia. Ci sono le mamme di famiglia, ci sono le donne anziane, le nonne, che hanno un dono grandissimo da donarci, la loro vita, la loro fatica, il loro lavoro, la loro bontà, la loro onestà, il tesoro di un'esperienza, di una saggezza. Tutto questo nei miei pensieri e nel mio pregare per voi. In più c'è
nel gruppo delle pie donne c'è la donna Bariese che canta la Nenia Bariese, il canto a Gesù. Ma l'avete sentita questa Nenia? Che bella, perché è dolce, perché è bariese, e quindi è il canto di un popolo, è il sospiro di un popolo, è la partecipazione di un popolo. Ma le volete capire queste cose? Ma le volete capire questo tesoro che noi abbiamo come popolo di Barisardo? Ma ci dobbiamo riscuotere. Dobbiamo metterci alle spalle certi problemi che abbiamo, perché qui, cari, qui ci sono cuori, intelligenze, onestà, ci sono cuori materni, ci sono tesori grandissimi del paese di Barisardo. Questo canto melodioso delle donne bariesi davanti al Gesù che sale sull'altare è un tesoro nascosto che noi abbiamo per la nostra comunità, ma dobbiamo riscuoterci e camminare in avanti e fare passi di progresso spirituale, sociale, per essere il segno di qualche cosa che Gesù ha fatto passando davanti a noi. E quindi ci arricchiamo del dono di Cristo per migliorarci e per diventare veramente un popolo cristiano, e un popolo buono, onesto, gioioso, sereno e forte. Adoramus te, Christe, te benedicimus tibi. Contempliamo la nona stazione. Gesù cade la terza volta. Il peso della croce diventa insopportabile e la strada è ancora lunga. Cadi per la terza volta, ma ti rialzi. Non ti vuoi fermare adesso, vuoi portare a termine la tua missione. Chi mi ama prenda la sua croce e mi segua. Anche la nostra strada della vita è ripida e piena di insidie. I nostri peccati e le nostre debolezze ci fanno inciampare perché sono sassi nel nostro cammino. Ma tu ci hai insegnato a rialzarci e a proseguire. Dacci la forza di guardare sempre avanti e aiutaci ad evitare quei sassi, perché anche noi possiamo raggiungere la vetta e solo allora ci volteremo e vedremo la gioia di esserci riusciti. Santa Madre dei voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Adoramus te, Christe, de benedicimus tibi. Contempliamo silenziosamente e poi sentirete una parola che vi viene rivolta.
Era tanto bella la veste che ti aveva tessuto la madre tua, e anche quella ti fu tolta, perché tu fossi ancora più tormentato e umiliato. Quanto dolore, Gesù mio, per i miei peccati. Per questo tuo dolore dammi la purezza dell'anima e del corpo. Siano puri i miei pensieri, le mie parole, le mie azioni. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Quando furono arrivati sul posto detto luogo del cranio, prima crocifissero Gesù e poi i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra di Gesù. Signore Gesù, alla tua croce crocifiggi anche noi, perché unico sia il destino tuo e il nostro. Da quando tu sei morto per tutti noi, per ciascuno di noi, anche noi dobbiamo dare la vita per ciascuno dei nostri fratelli, quindi per te, perché dal giorno della tua morte l'umanità intera è un solo blocco saldato nel tuo sangue. Tutta l'umanità è salita con te sulla croce, perché di lì possa salire nel seno del Padre. Guardatelo la scritta! Non da lui, non da giudei! Madre! Perdonali! Perché non sanno quello che fanno! Se sei il Cristo! Salva te stesso e anche noi! Stai zitto! Almeno te hai paura di Dio! Dal momento che ti trovi nello stesso supplizio! Noi giustamente ci troviamo qui! Come praticamente il segno delle nostre azioni. Ma lui non ha fatto nulla di male. Signore, ricordati di me quando entrerai nel convento. In verità ti dico, oggi sarei con me in paradiso. Oh, che peccato. Stavano presso la croce di Gesù la madre, Maria di Magdala e Maria Maddalena. Quando Gesù vide la madre e lì vicino il discepolo, disse alla madre: Possibile sprovare per riempire lei? Questa è molto testa. Rivolto a Giovanni: quando fu l'ora nona,
diede un forte grido. Dio mio! Dio mio! Perché mi hai abbandonato? Uno dei soldati, presa una canna con una spugna imbevuta d'aceto, l'avvicinò alle labbra di Gesù. Gesù, preso l'aceto, disse: Tutto è compiuto. Chinato il capo, spirò. Mica non succede. Mamma mia. Quest'uomo era veramente il figlio di Dio. Queste parole del centurione, nella 12ª, dovrebbe veramente far dire anche a noi: costui è veramente il figlio di Dio. È la professione della fede, e con la fede con l'insegnamento di Gesù. Ecco perché recitiamo insieme adesso la bella preghiera dell'atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi tolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, ma molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime del peccato. Signore, misericordia, perdonami. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Adoramus te, Christe, de benedicimus tibi. La 13ª stazione. Gesù è deposto dalla croce. Qui adesso riprendiamo il nostro cammino verso la chiesa parrocchiale, dove si celebrerà l'ultima stazione, dove vi darò il mio saluto per il rivederci alla celebrazione della veglia pasquale e a celebrare insieme la Santa Pasqua di Gesù. No, Perché è pericoloso? Marco, aspetta l'emozione, brusca. Mi dico una grappa, sapete che mi basta.
Dopo